Francesco ha fatto quella strada 100 volte. Lo strazio del padre del 17enne morto a San Pietro di Feletto, 12ª vittima della strada nella Marca. Aveva appena iniziato ad aprire le ali, ma è volato troppo in alto. Un altro grave incidente stamane in Viale della Repubblica a Treviso, 27enne in bicicletta travolto da un'auto e scaraventato in un fossato. Caro energia, dalle colline del Prosecco alla zona sud della Marca, diversi alberghi stanno valutando di chiudere la stagione invernale trasformando l'attività da annuale a stagionale. Oggi intanto per protesta alcuni negozi con le luci abbassate. Sulla Nualesi in migliaia l'inaugurazione del nuovo parco commerciale di fronte all'aeroporto, soddisfazione del comune di Treviso. L'opposizione dice resta il nodo critico della viabilità. Nel maggio scorso era stato arrestato dalla polizia per una raffica di spaccati in centro a Treviso, ma dai domiciliari è evaso 8 volte tornando a rubare in cella un 22enne centroafricano. Blitz della polizia locale di Crocetta del Montello, un deposito abusivo di derrate alimentari scadute erano destinate a un supermercato. Il comune di Treviso impugna la sentenza del giudice di pace che aveva annullato multa e decurtazione di punti all'automobilista invalida che aveva dimenticato di esibire il contrassegno in piazza Pole, illegale, scrive al sindaco. Al via da oggi a Castelfranco le riprese del film su Tina Anselmi, la giovane partigiana e futura ministra rivive nella sua città tra curiosi e appassionati. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque ancora una volta in primo piano la cronaca delle tragedie sulla strada. Ieri abbiamo raccontato di quanto era appena accaduto il tragico incidente di San Pietro di Feletto con il 17enne Francesco Favaro morto in sella alla moto schiantatosi contro un palo, 12ª vittima della Marca. Oggi una comunità sconvolta, a ricordarlo il sindaco, la scuola e poi lo strazio della famiglia. È un periodo della vita in cui sono degli aquilotti. Ultimamente stava aprendo le ali, peccato che ora sia volato troppo in alto. Queste le parole straziate dal dolore del padre di Francesco, Giorgio Favaro, all'indomani dell'ennesima tragedia stradale sulle strade della Marca, che in questo agosto ormai maledetto conta 12 vittime. Francesco aveva compiuto da pochi giorni 17 anni e al momento dell'incidente era in sella alla sua moto da enduro, lì in via San Michele a San Pietro di Feletto, che come ci racconta suo padre, strada che faceva 100 volte al giorno. Tratto che ieri Francesco ha percorso per l'ultima volta prima di perdere il controllo della sua moto, schiantandosi fatalmente contro il palo. L'unico palo, faccio per dire, che c'è del telefono, mamma mia, sembra quasi un appuntamento con la morte, è incredibile quello che è successo, non ci rendiamo conto e facciamo fatica a farcene una ragione. Un palo che, come ci racconta anche il padre, nel 99% dei casi si sarebbe evitato, un vero e proprio palo del destino, proprio lì a pochi metri da via Zanetti, dove Francesco si stava dirigendo per festeggiare il compleanno a casa di amici e per scartare un regalo a lui speciale, un nuovo casco per la sua inseparabile moto. Un ragazzo umile ha passato le vacanze a lavorare le ricotte, così racconta commosso il padre Giorgio, fiero di suo figlio che quest'estate, per guadagnare i suoi primi risparmi, lavorava con fatica in una latteria di San Pietro di Feletto, un lavoretto estivo prima di tornare tra i banchi di scuola. Francesco infatti studiava scienze umane all'Istituto Marco Casagrande di Pieve di Soligo. Quando una scuola vede morire un suo alunno in maniera così tragica, perde un pezzo di sé. Queste le parole di cordoglio dell'istituto, che si prepara a suonare la sua prima campanella con un banco che rimarrà vuoto, e da uno dei suoi insegnanti, ancora scosso dal dramma, il ricordo di un ragazzo che non verrà mai dimenticato. L'ultima volta che l'ho visto a scuola, quello era il rapporto che avevamo. Abbiamo fatto un'interrogazione di recupero, ma gli ho detto bravo semplicemente. Aveva un bel senso dell'umorismo, era in grado di capire quando era il momento di lavorare, quando era il momento di scherzare, no? Era in gamba, sì, per la sua età. 17 anni Francesco, 17 anni Kevin Carraro, morto giovedì scorso, lo ricorderete nel terribile incidente stradale sul cavalcavia a Campigo di Castelfranco, investito da un'auto mentre tornava a casa in sella alla sua bici insieme a 4 amici. Domani alle 15:30 nel Duomo di Castelfranco i funerali del 17enne. Nel confronto dell'investitore un 20enne di Vedelago, lo ricordiamo, è stato aperto dalla procura un fascicolo per omicidio stradale. Ieri
sera nella chiesa di Villarazzo si è tenuta una veglia funebre in sua memoria e domani, come dicevamo, l'ultimo saluto alle 15:30 a Castelfranco. Si è rischiata un'altra tragedia, poteva essere la 13ª tragedia nella Marca. Stamane a Villorba un 27enne in bicicletta travolto da un'auto e scraventato in un fossato. È successo, scusate, a Treviso, ai confini con Villorba, lungo la strada quartiere Ovest, la strada Ovest, Viale della Repubblica. Ora il ciclista è in gravi condizioni. Da una parte la bicicletta distrutta, a terra una scarpa, tracce di sangue. A fianco il fossato dove un giovane viene scaraventato dopo un volo di alcuni metri. Poco distante l'auto con i segni dell'impatto tremendo sul fanale. Le istantanee successive al dramma. Solo pochi minuti prima, su quella bicicletta si trovava un 27enne della Guinea, residente a Treviso. Al volante dell'auto una Fiat Punto, un 48enne ivoriano. Viale della Repubblica, a Treviso, poco prima delle 7 del mattino. Il dramma si consuma in pochi secondi e con una dinamica che la polizia locale di Treviso sta cercando di appurare. L'auto proveniva da Villorba, si dirigeva verso Treviso, la bici in senso opposto. Lo schianto alle 6:40, tanto forte da sbalzare il ciclista nel fossato per una decina di metri. Il 48enne si ferma subito, sconvolto, e cerca di fornire il primo soccorso al giovane, mentre scatta l'allarme al SUEM e alle forze dell'ordine. L'ambulanza trasporta il 27enne all'ospedale Cafoncello in gravi condizioni. È attualmente ricoverato in prognosi riservata. Preoccupa soprattutto il serio trauma toracico riportato. Inevitabili rallentamenti al traffico in strada Ovest, la viabilità gestita dai vigili fino a che i mezzi sono stati portati via sotto sequestro. Torneremo alla cronaca tra poco, apriamo però invece adesso un altro capitolo che è quello dei rincari di energia, il caro bollette che investe, lo sappiamo, anche il turismo dall'area delle colline del Prosecco a quella a sud della Marca che gravita su Venezia. Sono diversi gli alberghi trevigiani che a fronte del caro energia stanno valutando di chiudere nella stagione invernale trasformando l'attività da annuale a stagionale con tutte le conseguenze occupazionali e sociali che tutto questo comporta. La notizia arriva nel giorno della simbolica protesta dei commercianti che hanno spento le luci per chiedere una soluzione immediata al caro bollette. Spegnere le luci vuol dire chiudere, vuol dire spegnere la vita. Luci spente in negozi, supermercati, bar e ristoranti contro il caro bollette per chiedere un immediato intervento sui costi dell'energia. Ma la protesta simbolica messa in atto da Confcommercio, Federdistribuzione e altre sigle del settore nella Marca si accompagna a chiusure che non sono solo più simboliche. Sono diversi infatti gli alberghi che, nonostante la stagione estiva sia andata molto bene, stanno valutando di abbassare le serrande con l'arrivo dell'autunno per riaprirle solo in primavera. Oggi gli alberghi stanno pensando alla chiusura stagionale, cosa che nel nostro territorio non si è mai ipotizzata. La chiusura stagionale, per capirci, da metà novembre a metà febbraio e quindi trasformare l'attività da annuale a stagionale con una riduzione dei costi nella bassa stagione. L'area delle colline del Prosecco, come quella a sud della Marca, da Mogliano a Preganziol, quelle maggiormente interessate. Una soluzione d'emergenza, quella della chiusura invernale, per limitare i danni, ma che ha delle ripercussioni importanti. Ha una dinamica sull'occupazione, sul il presidio del territorio, sui servizi da fornire, in questo caso ai turisti, ma comunque alla comunità. Discorso analogo per i negozi dei centri storici delle città e dei paesi, perché prosegue Capraro, il caro bollette incide molto più sui piccoli negozi che hanno margini molto più bassi rispetto ai grandi, ed una serranda che si abbassa non è solo un negozio che chiude. Quando incide sui piccoli, lo abbiamo visto durante il Covid, incide sulla comunità, incide sul paese, sulla piazza, sulla via, incide sulle attività di vicinato, sul servizio alle fasce deboli, sulla sicurezza, incide sul presidio sul territorio in maniera diversa, quindi non è solo una soluzione energetica. Allora cosa voglio dire? Se la soluzione è di ordine economico, stiamo attenti che le conseguenze sono di ordine sociale.
E potremmo definirlo con un gioco di parole un risparmio energetico decisamente illegale, in realtà evidentemente un atto criminale, quello adottato da 4 ventenni kosovari che dalla loro abitazione a Spresiano si erano collegati abusivamente a una presa elettrica che si trovava nel vano cantina di un altro condominio, utilizzando un cavo lungo circa 30 metri. Quando i residenti dell'edificio si sono accorti di quanto stava accadendo hanno chiamato i carabinieri. All'arrivo dei militari 4 hanno cercato di ritirare velocemente il cavo ma non sono riusciti a nasconderlo. La perquisizione poi nell'abitazione ha consentito di trovare anche 10 grammi di marijuana. I 4 sono stati poi denunciati. Restiamo il tema del caro energia, dei rincari dell'energia, con il dibattito che c'è in Veneto e in diverse province del Veneto sulla proposta della settimana corta nelle scuole. Treviso, a differenza di quanto accade a Padova o a Verona, province che hanno lanciato questa proposta, bene, Treviso dice no. Non mi trovo d'accordo. Se l'indirizzo per risparmiare è quello di andare a ridurre servizi, oggi potrebbe cominciare dalla scuola e domani non lo so. Io credo che il tema deve essere affrontato a livello governativo, trovare le risorse per dare la possibilità agli enti provincia di scaldare le scuole e di accendere le luci indipendentemente dalla durata del servizio. Cioè non è una strada che secondo me porta a risultati positivi. L'idea, lanciata da Verona e appoggiata poi da Padova, non trova sostegno a Treviso. L'ipotesi sarebbe quella di aumentare di 45 minuti le lezioni giornaliere e lasciare così a casa i ragazzi il sabato. Non la strada giusta, secondo il presidente della provincia, altre le vie da percorrere. È da tempo che abbiamo dei progetti educativi nei confronti dei ragazzi a far capire anche l'importanza di spegnere la luce del bagno quando si esce, no? per capirci. Poi si attende che cosa metterà in pista il governo. Non è un problema che riguarda solo la provincia di Treviso. Adesso andiamo a vedere sull'Anualese stamattina a San Giuseppe l'apertura attesa del nuovo parco commerciale di fronte all'aeroporto, migliaia questa mattina per questo inizio. Il taglio del nastro poco dopo le 9:30 del mattino, quando già c'erano clienti in coda con il carrello in attesa di entrare nel nuovo supermercato. Prima prova, soprattutto viaria, per il parco commerciale Canova sull'Anualese, nato dal recupero dell'area in cui sorgeva l'ex concessionaria Marazzato. Intervento da oltre 30 milioni di euro, oggetto di grandi discussioni a Palazzo dei 300, ma che il sindaco Mario Conte difende senza esitazioni. Si parla di una rigenerazione urbana che restituisce alla città 55.000 metri quadri di territorio rigenerato, che punta alla tutela ambientale, che crea posti di lavoro e che certamente migliora la situazione rispetto a quanto avevamo ereditato prima con l'ex Marazzato. Un sogno nato nel 1938, quando Mussolini venne a inaugurare l'aeroporto di Treviso, l'uscita a gran voce dell'ex sindaco Giancarlo Gentilini, che ha strappato qualche fischio, poi l'aggiustamento. Oggi si realizza quel sogno partito nel 1994, perché volevo che accanto all'aeroporto Canova ci fossero le strutture necessarie per il mio popolo. 6 attività commerciali con il Decathlon che aprirà in autunno lasciando la sede di Olmi, 220 posti di lavoro, impianto fotovoltaico, 270 alberi e tabelle foto attive alle pareti per depurare l'aria. Questo non ha evitato la contestazione da parte dei ragazzi del Friday for Future, autori di un blitz durante i discorsi delle autorità. Poi il nodo viabilità, inaugurazione in corso, un incidente in rotatoria ha creato un incolonnamento poi risolto. Da un punto di vista viario l'Anualese è stata rafforzata con la realizzazione della doppia corsia e verrà ulteriormente alleggerita con la realizzazione a breve della passerella, che quindi toglierà il problema dell'attraversamento pedonale dell'aeroporto, che oggi secondo me rappresenta il vero problema da un punto di vista del traffico. Ovvio che è fondamentale, e qui lo ribadisco con grande convinzione, il completamento della tangenziale, perché quello consentirebbe un ulteriore alleggerimento dei flussi di traffico in questa arteria. Per nulla sereni su questo fronte i consiglieri di opposizione. Già ci sono gli intasamenti durante le giornate normali, penso anche che chi
chi andrà poi al supermercato il sabato e la domenica, quel tratto di strada lì sarà veramente difficile da percorrere. Quindi io credo che bisognerà anche vedere le prime settimane e poi sicuramente qualche aggiustamento credo che il sindaco lo dovrà fare. Per il gruppo lì un parco commerciale importante in posizione strategica, come sarà il nuovo insediamento che ci si appresta a realizzare alla rotatoria della Piana in strada Ovest. Noi non abbiamo la velità di essere dappertutto, anzi proprio non vogliamo essere dappertutto, però vogliamo essere in delle posizioni importanti e di qualità. Abbiamo visto ieri, parlando di West Nile, Treviso è uno degli 11 comuni in zona rossa ad alto rischio di diffusione. Vediamo allora il piano di Casugana. Sì, è un'emergenza decretata dalla Regione, noi abbiamo già fatto un piano anti-zanzare in questo periodo, è chiaro che la situazione è leggermente peggiorata a causa della siccità e quindi la mancanza degli antagonisti alle zanzare, quindi le rane nei fossati. È previsto adesso un altro piano di anti-zanzare sia larvicidi che adulticidi che verrà eseguito dall'USI, chiaramente in collaborazione col Comune. Un programma che permetterà di indirizzare gli interventi nei territori più soggetti alla proliferazione delle zanzare. 11 sono infatti i comuni dichiarati zona rossa, tra questi anche Padova, Venezia e Treviso. Un piano di disinfestazione che ha anche l'obiettivo di prevenire il rischio di infezione da West Nile. Sì, a rischio perché chiaramente viene calcolato un rischio potenziale che si possa trovare la West Nile, però noi prevediamo di intervenire molto prima per evitare che questo rischio potenziale diventi un rischio effettivo. Presenti dei cluster nel comune trevigiano, ma non si può parlare ancora di allarme. No, da questo punto di vista siamo intervenuti per tempo e questo è sicuramente importante, grazie al monitoraggio fatto sicuramente dall'assessorato dell'ambiente, ma anche dall'US che sempre è attenta a questo tipo di attività. Torniamo alla cronaca, aerei domiciliari dopo essere stato arrestato per una raffica di spaccate in centro, ma dai domiciliari evadeva e rubava ancora. Arrestato e posto ai domiciliari, si era detto pronto a cambiare vita e a cercarsi un lavoro, ma il 22enne centroafricano, finito in manette 3 mesi fa perché ritenuto responsabile di furti e spaccate a negozi e locali del centro, un mestiere se l'era trovato solo per finta, ottenendo dall'autorità giudiziaria il permesso di uscire di casa per recarsi al lavoro presentando documenti falsificati. La polizia che ne ha seguito i movimenti ha accertato ben 7 evasioni e lo ha pure denunciato a piede libero per altri 4 furti, 3 nel negozio H&M di Corso del Popolo il 3, 10 e 18 agosto e un altro da Pittarosso in Viale della Repubblica una settimana fa. Il 22enne non ha dunque perso il vizio del furto. Questa primavera l'ultimo colpo l'aveva messo a segno all'Osteria Dall'Oro, a 2 passi da Piazza Pio X. La titolare, Maria Rossetto, era all'interno del locale quando il malvivente aveva fatto irruzione. Ho sentito i colpi, ero in magazzino. Hanno portato via l'incasso che era pochissimo, 5 euro, dopo hanno portato via il portafoglio che sarà stato 50-60 euro, in più i telefoni. Per il ladro seriale il magistrato ha disposto la custodia in carcere, ma quando gli agenti della squadra mobile sono andati a prenderlo in casa neanche c'era. L'ottava evasione dai domiciliari a riprova della spregiudicatezza che aveva dimostrato anche nel compiere i colpi. Sono coraggiosi questi qui, con tutti gli appartamenti, hanno fatto un casino della miseria perché col tombino a sfasciare un vetro di quelli grossi, antiproiettili e antisfondamento, hanno fatto anche fatica. Il 22enne si trova ora rinchiuso in carcere a Sant'Abona, da dove per il momento non potrà più compiere le sue incursioni. A Crocetta del Montello invece un blitz della polizia locale, un deposito abusivo di derrate alimentari scadute destinate a un vicino supermercato. Dentro il deposito di 200 metri quadrati c'era di tutto. 8 congelatori contenenti carne non etichettata e priva della tracciabilità. 1 tonnellata di riso in un sacco aperto con insetti all'interno, numerosi prodotti scaduti, 115 confezioni da 8 kg di tagliatelle, 8 sacchi di spaghetti, pesce in fase di scongelamento. Il tutto a fianco di vecchi materassi, televisori in disuso e mobili. Un'area adibita ad uso artigianale era diventata un deposito abusivo di derrate alimentari in pessime condizioni destinate alla vendita nel vicino supermercato. È quanto è rinvenuto alla polizia locale di Crocetta del Montello nel corso di un controllo di polizia edilizia avvenuto la scorsa settimana. L'ispezione ha anche accertato che il deposito abusivo, che modificava le finalità dell'utilizzo iniziale dell'immobile in un uso non compatibile alle caratteristiche dell'edificio, si trovava in condizioni igienico-sanitarie pessime. Al termine dell'ispezione si è dunque provveduto al blocco di tutta la merce e alla distruzione di parte del materiale, oltre a sanzionare i proprietari.
Torniamo a Treviso, ricorderete la vicenda, l'ultimo capitolo era il giudice di pace che aveva annullato la multa e la decurtazione di punti all'automobilista invalida che aveva dimenticato di esibire il contrassegno per gli invalidi nel parcheggio di Piazza Pola. C'era stata questa sentenza di annullamento, adesso però c'è un nuovo capitolo. Il giudice di pace le aveva dato ragione, disponendo la cancellazione della multa da 160 euro e la restituzione dei 4 punti patente, ma di fronte a questo pronunciamento il comune di Treviso ha deciso di presentare ricorso e così la vicenda, che ha come protagonista una 44enne residente in centro, Stefania Paoletti, è destinata a trascinarsi. Lo scorso 25 febbraio Stefania, malata oncologica e invalida, in preda a una forte emicrania, aveva parcheggiato l'auto in Piazza Pola, nello spazio riservato ai disabili, scordandosi di esporre il contrassegno di cui è regolarmente in possesso. Risultato: ammenda, decurtazione dei punti e rimozione della vettura con relativo conto del carro attrezzi per ulteriori 145 euro. In quel momento l'unica cosa che vedevo era a casa con una pastiglia per placare il dolore e quindi proprio è stata una mia dimenticanza e io al comune, quando sono andata dai vigili, l'ho anche detto, mia dimenticanza, quindi io ero anche disposta a pagarmi il carro attrezzi per riavere la macchina, però poi non che venissero tolti anche 4 punti. L'errore per il suo difensore, l'avvocato Fabio Capraro, è lampante fin dall'inizio e l'ulteriore passo compiuto dal comune è un fulmine a ciel sereno. Già il Ministero, con la circolare del 1999, aveva chiarito che in fattispecie come quella della signora Paoletti non c'era in realtà una violazione, perché la signora aveva e ha purtroppo il titolo per parcheggiare nel posto per invalidi, quindi onestamente non riesco a darmene una ragione neppure io. L'avvocato ha preso carta e penna e scritto al sindaco Mario Conte. Nel frattempo Stefania si prepara a presentarsi davanti al giudice monocratico e alla Corte di Cassazione. L'appello che lancia a Polizia Locale e Forze dell'Ordine in generale è quello di cercare di andare incontro alle persone invalide o con disabilità. È possibile far sì che vengano accertati prima i proprietari delle macchine parcheggiate prima di portarle via da un posto invalido, visto che poi io è 5 anni che parcheggio lì e sono un'invalida da 5 anni. È stato individuato, bloccato e portato in un centro specializzato dove verrà seguito adeguatamente il grosso cane bianco di razza Amstaff che da tempo aveva messo in allarme i cittadini di Mogliano, soprattutto nel quartiere di San Marco, per numerose aggressioni ad altri cani. L'ultima è quasi costata un occhio a un animale ferito proprio dall'Amstaff. E proprio dopo questo ultimo episodio il servizio veterinario dell'ULSS 2 Marca Trevigiana ha alzato il grado di pericolosità del cane a livello 3, consentendo al sindaco Davide Bordolato di emettere l'ordinanza notificata al proprietario del cane prima dell'allontanamento dell'animale e quindi procedere appunto a questo allontanamento. Era stato segnalato più volte, soprattutto sui social network, rendendosi protagonista di attacchi improvvisi ad altri cani feriti soprattutto al volto con gravi danni. Non era ben custodito, il cane spesso riusciva a scappare dalla propria abitazione e girovagava nella zona sud e poi anche nel quartiere San Marco della città. Come detto, è stato bloccato, portato in un centro specializzato dove verrà seguito adeguatamente. La politica, torniamo a parlare delle elezioni del 25 settembre, oggi la presentazione dei candidati veneti dell'Alleanza Verdi-Sinistra, il principale temi lavoro, salute ovviamente e ambiente. All'interno della coalizione di centro-sinistra, assieme a Partito Democratico, Più Europa e Impegno Civico, l'Alleanza Verdi-Sinistra presenta candidati e programmi per le elezioni del 25 settembre, partendo da 3 parole d'ordine: ambiente, lavoro e salute. Queste sono le priorità, sono i beni comuni e devono essere garantiti a tutti i cittadini ovunque loro abitano. L'ambiente perché è la sfida del futuro e anche dell'oggi. Il lavoro perché bisogna dire basta precarietà e perché ci vuole qualità del lavoro, e naturalmente la salute perché a tutti deve essere data la possibilità di poter essere curati. L'attenzione alla persona si traduce in diritto alla casa, contrasto alla precarietà e al lavoro irregolare, salario minimo di almeno 10 euro l'ora, in una parola giustizia sociale. E noi sappiamo che anche nella nostra regione le ingiustizie sono moltissime. Intanto ancora una differenza veramente notevole tra la situazione occupazionale delle donne e degli uomini e poi le future generazioni, giovani molto preparati, istruiti, formati,
che vanno all'estero. Tra i punti fondanti anche la sicurezza. La lotta alla criminalità, sostiene l'Alleanza Verdi-Sinistra, si vince con un programma più ampio rispetto alla destra. Dove ci sono gli spacciatori ci sono i delinquenti, quindi bisogna fare la repressione. Ma se a questo non accompagni interventi sulle questioni sociali, quindi le attività sociali che si possono fare, progetti di riqualificazione urbana, è evidente che tu fai un lavoro a metà, ma questo non lo diciamo solo noi che stiamo da una parte politica, te lo dicono anche le autorità predisposte alla sicurezza. In ultimo, un appello agli elettori indecisi o tentati dall'astensione. Cerchino di vedere veramente, di guardare con speranza e fiducia a noi, una come me per esempio, che conosce bene la fatica quotidiana delle donne e che sa mettere al primo posto una politica vicina alle persone. Il tema del caro bollette delle politiche energetiche resta cruciale in questa campagna elettorale. Ne abbiamo parlato nel corso della nostra prima edizione con Orietta Vanin del Movimento 5 Stelle, Giorgio Bianchi di Italia Sovrana e Popolare e Marica Della Valle di Azione. Sentiamoli. Sono 6 mesi che nelle commissioni, nelle trattative che si fanno continuamente di misurazione con le forze politiche, noi poniamo la questione e siamo arrivati a questo punto. Le dirò di più, noi abbiamo chiesto che si tassassero in maniera rigorosa gli extra profitti, tutte le misure che noi abbiamo chiesto da mesi, credito d'imposta, i bonus, eccetera, eccetera, purtroppo non hanno trovato ascolto. E siamo arrivati adesso, poco prima dell'inverno. E allora io credo che le persone debbano riflettere, ma riflettere seriamente su chi non ha mantenuto gli impegni che aveva preso. Le dirò di più. Noi, come voi sapete, siamo stati la famiglia che ha voluto il super bonus. Bene, si è voluta affossare completamente anche questo e ad oggi noi abbiamo 35.000 aziende che sono sull'orlo del fallimento, proprio perché non si è voluto risolvere il problema dei crediti d'imposta. Il prezzo dell'energia lo fa sostanzialmente chi offre di più e chi aveva offerto di meno si adegua al prezzo di chi offriva di più e quindi noi andiamo in una situazione di gestione spot completamente nella mano dei mercati e quindi lasciamo sostanzialmente il prezzo dell'energia in mano alle fluttuazioni legate alle speculazioni. Quindi il primo punto sarebbe quella di mettere a riparo i costi dell'energia dalla speculazione finanziaria, il che sarebbe una questione, se ci fosse la volontà politica, molto semplice perché basterebbe normare la situazione. Poi chiaramente c'è a peggiorare la questione l'esacerbazione dei rapporti con la Federazione Russa che chiaramente non aiuta. Noi abbiamo un fornitore affidabile di energia, una energia che è assolutamente ecologica e che in questo momento viene bruciata perché non si riesce a venderla in Europa e che finisce sugli altri mercati a prezzi stracciati. Crediamo che il governo Draghi stia lavorando per trovare veramente a brevissimo termine una soluzione. Il governo Draghi in questo momento è contrario a uno scostamento di bilancio che significherebbe aumentare ulteriormente il debito già importante che l'Italia ha, ma sta verificando tutta una serie di soluzioni che possono essere importanti per le imprese. La politica energetica di Azione è sempre stata molto chiara, noi siamo sempre stati fin dall'inizio favorevoli ad esempio al nucleare, considerando che il nucleare può dare delle risposte a medio termine importanti per un paese energivoro come l'Italia e la sua industria manifatturiera. Questo non significa rinunciare alle energie rinnovabili date dall'acqua, dal sole e dal vento, che però sappiamo sono energie intermittenti. Quindi anche il rigassificatore, che può essere pronto in 6 mesi e può dare una soluzione concreta alla nostra richiesta di energia, va costruito proprio per la priorità e l'interesse del Paese. Cambiamo decisamente argomento. Nella sua Castelfranco al via da oggi le riprese del film su Tina Anselmi.
Come dei pedoni qualsiasi, attori e comparse attendono il verde e poi attraversano la strada per dirigersi sul set cinematografico. Con addosso i vestiti di scena sono già pronti per il ciak. A Castelfranco proseguono infatti le riprese della fiction biografica su Tina Anselmi, politica di primo piano della DC e nel 1976 prima donna a ricoprire il ruolo di ministro della Repubblica. Nata e morta proprio qui a Castelfranco, dove i suoi concittadini la ricordano con affetto e orgoglio. Stanno facendo un film su Tina Anselmi. Benissimo, importante perché è stata una grande donna, una grande politica e Castelfranco è orgogliosa di essere stata la sua città. Abbiamo tutti qui di Castelfranco un ricordo di una delle prime donne che ha fatto politica, che ha lasciato un segno significativo. Scendete, fate il giro davanti al muro. Non si può passare. No, dalle 14:30 in poi è interdizione ai pedoni per le riprese del film. Il set è blindato, ma prima della chiusura dei varchi riusciamo a vedere qualche preparativo. Magari qualcosa la sopra lasciare. Le auto d'epoca, i sacchi a protezione delle schegge, arriva anche la bandiera sabauda come vessillo per una foto di gruppo. Il film prende le mosse proprio dalla Seconda Guerra Mondiale, quando la poco meno che ventenne Tina Anselmi, interpretata da Sarah Felderbaum, partecipò attivamente alla resistenza come staffetta partigiana. È riuscito a sbirciare qualche ripresa? Sì, stanno registrando tutti molto attrezzati, molto organizzati. Ecco, un film su Tina Anselmi. Bene, assolutamente ricordare tutti personaggi importanti è sempre molto importante. Beh, è molto interessante che hanno deciso di ripercorrere la vita di una prima ministra e anche di una persona che ha dato un ottimo contributo per l'Italia. Adesso andiamo nel Bellunese. E apriamo con la cronaca perché poco prima delle 18 i vigili del fuoco sono intervenuti nella galleria di San Vito lungo la strada statale 50 bis ad Arsiè per lo scontro tra un bus turistico estero e un'autovettura. 3 i feriti. L'incidente a circa 500 metri dall'imbocco della galleria del lato della Val Sugana. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con i volontari del Basso Feltrino e successivamente il personale del distaccamento di Feltre impegnati su un altro intervento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto il conducente rimasto incastrato. L'uomo e la passeggera dell'auto sono stati stabilizzati dai sanitari del SUEM 118. Sul posto i carabinieri. Il traffico della galleria è al momento bloccato. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per la rimozione in sicurezza dei mezzi in un tratto evidentemente molto delicato come quello di una galleria. Delicata è anche la situazione economica, lo abbiamo visto nella pagina trevigiana, è così ovviamente anche in quella bellunese. Sentiamo l'allarme di Confcommercio Belluno, settore alimentaristi, ovviamente il tema è quello del caro bollette. Abbiamo bisogno di soluzioni immediate. Qui c'è un sistema economico che pian piano sta sgretolandosi, soprattutto nelle medie e piccole attività. Sandro Lavanda, presidente degli alimentaristi di Confcommercio Belluno, espone le bollette arrivate in questi giorni agli associati che presentano cifre da capogiro. La voce del costo energetico è triplicato, la situazione è da allarme rosso, il punto raggiunto è di non ritorno. Lavanda è titolare di 3 attività, la sua testimonianza eloquente. Se questi saranno i costi anche in futuro, avrò quasi 50.000 euro in più all'anno di costi. Questo è un esempio, ma qui stiamo parlando di centinaia di attività, nel nostro caso qui a livello provinciale, che sono che hanno lo stesso problema. E sono in tanti che, valutata la situazione, stanno pensando di mollare l'attività per sempre. Una chiusura in bonis, cioè di azienda che non ha problemi di pagamento prima che l'aumento dei costi decida per lei. Oggi da Roma tutte le sigle del terziario hanno rinnovato al governo le loro proposte, dall'incremento del credito d'imposta all'ampliamento dell'orizzonte temporale per la rateizzazione delle bollette fino all'incremento della copertura offerta dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sono momenti tragici, no? Per cui la politica deve trovare un punto di accordo, ma un punto di accordo immediato. Non valgono tutte le chiacchiere che vediamo qui nei telegiornali, nei dibattiti, eccetera. Dobbiamo fare in modo che questo governo trovi una soluzione immediata.
Nel frattempo, nel momento in cui si assiste a questa crescita esponenziale del prezzo al consumo di costi energetici, arriva come un macigno la notizia che la proroga della cassa integrazione al 30 novembre per le lavoratrici e lavoratori dell'ACC non è ancora stata autorizzata dal Ministero competente. È del tutto evidente che l'assenza degli ammortizzatori sociali, scrive la FIOM CGIL di Belluno, rischia di far precipitare i lavoratori in una condizione sociale gravissima. Il segretario generale della FIOM di Belluno, Stefano Bona, chiede in primis alla Regione del Veneto e alle istituzioni competenti che si attivino quantomeno per avere la garanzia della proroga. Il sindacato chiede inoltre la convocazione del Consiglio di sorveglianza per avere informazioni sull'andamento delle ricollocazioni dei lavoratori. Quasi 2 mesi ormai alla tragedia della Marmolada. C'è stata una tappa della carovana di Legambiente sul ghiacciaio della Marmolada e le analisi confermano il ghiacciaio sta morendo a poco più di 10 anni di vita. Nessuna salita possibile sul ghiacciaio della Marmolada, ma il punto di osservazione scelto dalla carovana di Legambiente in quota con gli esperti del Comitato Glaciologico Italiano racconta il suo stato di agonia. Io l'ho visto un ghiacciaio sempre più ridotto, risicato, la montagna è sempre bella, ma questo gigante di ghiaccio sta sparendo a vista d'occhio. Gli scienziati del Comitato Glaciologico Volontari, che ogni anno misurano 100 ghiacciai sulle Alpi, confermano come non ci sia più tempo da perdere. Tutti i ghiacciai in questo momento sono in una fase di fortissimo ritiro e la Marmolada in particolare ha registrato in poco più di un secolo una diminuzione del 90% del suo volume e più del 70% della sua area. Il ghiacciaio della Marmolada è destinato a sicura morte, tempo di vita stimato 15 anni, spiegano gli esperti che hanno notato un'accelerazione dei fenomeni di fusione negli ultimi 10 anni. Dagli anni 50 noi abbiamo perso quasi 50 metri di spessore di ghiaccio e quel che è importante osservare è che se consideriamo il periodo 1950-2010 un terzo del ghiaccio se n'è andato in questo arco di tempo e i 2/3 di questo volume sono scomparsi solo negli ultimi 10 anni. Negli occhi di tutti le tragiche immagini del distacco del 3 luglio, costato la vita a 11 persone, appassionati della Marmolada, donne e uomini che la montagna la amavano e conoscevano. Nessuno vi è più salito da quel tragico giorno, ma i dati forniti da aeromobili e satelliti permettono di ricostruire l'accaduto. Per quanto riguarda le cause scatenanti, sicuramente la temperatura molto alta, quindi questo vuol dire una grande produzione di acqua di fusione che attraverso i crepacci è stata immagazzinata in questo piccolo ghiacciaio sospeso e quindi il peso dell'acqua, la pressione sulla superficie basale, tutta una serie di altri fattori combinati insieme di fatto hanno determinato l'esito finale che è stato quello del collasso. Una massa che si è staccata franando sulla via normale, il tutto in un minuto. Il fronte era abbastanza ampio, quindi è stato molto difficile evitarla e quindi sono stati investiti in pieno. Poi ha percorso un altro chilometro e mezzo e dopo 2 chilometri e 300 metri circa si è arrestata appena sotto il pian dei fiacconi. L'evento tra l'altro è stato misurato dai sismometri, quindi la quantità di energia che è stata liberata era significativa e corrispondente a un terremoto di magnitudo 0,6. Torniamo a Belluno. Dal prossimo 11 settembre riaprono i battenti dell'Istituto Sperti dopo la forte preoccupazione che aveva fatto temere la chiusura di un servizio fondamentale per i giovani e le famiglie del territorio. La diocesi ha affidato a una cooperativa sociale la gestione delle attività in continuità con il passato. Un anno di sperimentazione per misurare capacità ed efficienza della nuova gestione, la volontà di non far mancare un servizio primario per il territorio, l'auspicio che tutto possa concorrere al bene della comunità. La diocesi di Belluno-Feltre, tramite l'Opera Diocesana San Martino, dopo aver salutato le suore che per 100 anni hanno svolto servizio allo Sperti, ha affidato la gestione dell'istituto per la durata sperimentale di un anno alla cooperativa Kairos di Roma. Oggi la presentazione delle attività programmate al nuovo Sperti, che al momento hanno conquistato un centinaio circa di iscrizioni, una ventina delle quali per il convitto. È stata un'occasione per guardarci in faccia a più livelli, non solo con le famiglie, ma poi soprattutto con le istituzioni, con chi le rappresenta. Il Vescovo in particolare ha richiamato il valore di comunità che riguarda tutti, nessuno escluso. Mi chiedo come possiamo vicendevolmente tenere deste le questioni, ma anche cercare insieme e superare
quella soglia che mi fa dire a ciascuna realtà o a ciascuna persona: qui io torno indietro, torno sul mio terreno. Invece lì bisogna superare quella soglia. E l'augurio è che le istituzioni, BIM, Provincia, Comune di Belluno, dopo aver sostenuto con forza la bontà del servizio dello Sperti, trovino il modo per contribuire alla sua gestione, magari con un intervento economico in favore delle famiglie, perché le rette, visti i tempi, sono state adeguate. L'aumento è stato necessario e siamo riusciti ad arrivare a 520 euro al mese a famiglia. La restante parte, quindi per arrivare alla sostenibilità ai 650 euro, viene presa in carico dalla cooperativa e quindi dal rischio di impresa della cooperativa. Valentina Tommasi, ex assessore della Giunta Massaro, è stata chiamata a dirigere il nuovo Sperti, che ha in serbo anche una serie di attività destinate ai più piccini. Per la cooperativa Kairos, che in provincia gestisce 3 asili nido a Belluno, Limana e Alpago, una nuova sfida. Abbiamo raccolto con uno spirito di servizio anche per le famiglie che, come dire, hanno ben manifestato la volontà di mantenerlo aperto e mantenerlo vivo. È tutto anche da Belluno, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Il mese di settembre inizia con un'atmosfera alquanto instabile. Avremo ancora qualche fenomeno sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di giovedì risulterà piuttosto nuvolosa, lo vedete. Al mattino avremo occasionali piovaschi sparsi, ma via via in esaurimento. In pianura non si escludono dei momenti più asciutti con schiarite al pomeriggio, mentre sui monti saranno possibili ancora dei rovesci. Temperature in locale calo, minime tra 14 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 27 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui molte nubi, nel pomeriggio qualche pioggia sparsa e qualche isolato rovescio o temporale. Temperature minime sui 17-19 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà piuttosto variabile, avremo maggiori schiarite che saranno però alternate a nuvolosità e a qualche acquazzone. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.